Ben ritrovati cari telespettatori della redazione del Veneto. Andiamo subito a presentare il nostro primo ospite, l'assessore di Portogruaro Ivo Simonella, con cui parleremo come sempre di temi di stretta attualità. Per quanto riguarda ad esempio la TAV, ad esempio in TAV hanno detto però anche a Portogruaro c'è un deficit di democrazia, non c'è un referendum, in qualche modo non viene comunque coinvolta la popolazione locale appunto sulle decisioni relative alla TAV. Come risponde l'amministrazione comunale? A dire la verità, neanche gli enti locali sono coinvolti perché è un'opera prioritaria, per cui il nostro parere è solo consultivo addirittura, neanche le regioni hanno un ruolo importante. Comunque, le ultime vicende della TAV hanno visto il comune di Portogruaro chiamato solo a dire se era d'accordo che si facesse un nuovo studio su una linea storica anziché sul tracciato vecchio, quello basso che si proponeva a suo tempo. Per cui non abbiamo nessun documento ufficiale ancora da parte del commissario straordinario, abbiamo solo detto sì, studia anche questa ipotesi. Poi nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale abbiamo detto darci tutti gli elementi per valutarlo, e quello sarà il momento in cui andremo anche a parlare con la gente, spiegare quale sarà il nuovo progetto che ancora non abbiamo. Bene, io ringrazio l'assessore Simonella ed ora restiamo